Scatman's World. Ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo su Pro Evolution Soccer 2013 ragazzi, seconda stagione col Monaco, prossima partita AS Monaco FC, Stade Reims e la coppia d'attacco veneziano Falcao ragazzi, siamo pronti a dominare, vai, non siamo più su Sky Sport, ma siamo su Canal Più HD. Purtroppo non ho trovato i scoreboard della Liga francese, quindi questo mi dice che è della Liga spagnola, ma pensavo Canal Plus, mi sembrava un canale francese. E poi c'ho quello per la Bundesliga, per la Premier, per il campionato americano, però per la Liga francese non ce l'ho, quindi andiamo di Canal Plus, vada Falcao, vada il Falco ragazzi. Mi sono dimenticato di cambiare un po' le impostazioni del Comendone, le scarpette, perché volevo cambiare un po' qualcosa. Cambiamo la seconda partita. La prima la dobbiamo fare uguale all'altro anno. Guarda che bello. Vai. Siamo su Canal Plus. Il Comendone Falcao. Lui col polsino rosso, io col polsino bianco ragazzi. La coppia che promette gol a raffica. Vai. Però non va bene perché mi dà il logo della Liga spagnola. Ora cambiamo. Vai il Comendone vuole subito fare bene al Monaco, vuole dimostrare di essere un gran giocatore, è una grande chance questa, 2 anni di contratto, attenzione il Comendone subito per il Falco, Radamel! Adesso proviamo un po' di scoreboard anche, per capire, questo è bello però, Canal Plus per la Liga, non capisco. Vai, subito, bellissima azione del Monaco per il Comendone si invola, il Comendone, miracolo del portiere, mamma mia che inizia per il Monaco. Che inizio per i francesi del Monaco. È tutta un'altra storia ragazzi col Monaco. Vai Comendone. Ah, peccato, Mandi recupera. Può ripartire Stade Reims, squadra gloriosa, attenzione, Depreville, ai, e c'è il gol, incredibile, gol del Stade Reims. Che beffa. Però non va bene il logo, Liga BVA, proprio non va bene. Falcao! Beh, questo è l'anno giusto del Monaco con Moutinho, con tutti quanti domineremo il mondo ragazzi. Vai Monaco, dai. Bellissima questa, bellissima stazione, il Comendone però la butta in mezzo, calcio d'angolo. Dai, non meritiamo di perdere, porca mignottona. Il Comendone da solo, dai, c'è il gol, no! Ancora miracolo del portiere. Vai, ancora Comendone di testa e stavolta c'è il... Non ci credo. Doppio miracolo del portiere del Stade Reims. Incredibile sfortuna comendiana ragazzi. Però il Monaco c'è, il Comendone c'è, si è ambientato bene in Francia. Sicuro tempo ragazzi. Dai che siamo in casa, porca miseria. Ghisolfi. Ottima cosa. Gilas per Ghisolfi per Mandi, Occhio Depraville, mamma mia. Vai Comendone, si è visto più il Comendone di Falcao ragazzi, eccolo qua, questo è un bellissimo passaggio. No dai, il Falco è un po' così, il Falco è un po' spaesato. Vai Comendone. Il Comendone lancia Falcao. Vai Radamel. Non ci credo. La sbaglia anche Falcao. Errore anche di Radamel. Perché sì, però una sfiga ragazzi. Cioè veramente. Stiamo dominando e perdiamo 1-0. Vai.
Tira, la botta. La botta. Vai, buttala in mezzo, buttala in mezzo. Madonna, però. Stiamo sprecando troppo, ragazzi. Ghisolfi. Bravi. Fortes recupera. Vai Kumendone. Passaggio sbagliato dal Kumendone. Ghisolfi. Comunque mi ha dato subito la possibilità di giocare titolare Ranieri. Grande Claudione. Grande Claudione. Dai ragazzi, dai. Bravo Kumendone, si invola il Monaco. Fallo. 60esimo, ragazzi. Dai, niente da fare. Oh, proprio stregata la porta dello Stade Reims. Dai, qualcuno dei nostri, niente da fare. Dai. Niente ancora. Vai Kumendone. Bravo. Dai, crediamoci però, cazzolina. Buono. Buttala in mezzo. Niente da fare. Falcao e Kumendone oggi sono molto sfortunati. Mandi. Gillas. Dai, dobbiamo pressare, ragazzi. Fortes per Kiss. Parata del portiere. Ancora Stade Reims. Seconda azione del Stade Reims. Bravi. Fuori gioco. No, fallo. No. Fallo vergognoso fischiato dall'arbitro. Non ci credo. E c'è il gol. 2-0. Pazzesco 2-0 dello Stade Reims. Incredibile, ragazzi, allo stadio Luid. Incredibile. Sono sconvolto. Dominiamo noi e vincono loro 2-0. Brutto inizio, ragazzi, con il Monaco. Dai Falco però. Momento difficile per gli uomini di Ranieri. Gillas. Vai Kumendone. Vai Falco. Questa è tua Falco. Radamel. Falcao. 2-1. Siamo ancora vivi. E ringrazio il Kumendone per l'assist. Ragazzi, Ranieri ha deciso di mettere Falcao prima punta, il Kumendone seconda. Per il momento va bene, grande gol di Falcao. Dai che siamo ancora vivi, Beppe. Signorino. Gillas. Grande Falcao che tripla il cartellino subito. Dai, per il Kumendone si invola. Ancora per il Falco. Il Falco è scatenato, ragazzi. Adesso. Ah, peccato. Lombard. Dai che possiamo pareggiarla. pareggiare. Bravo Kumendone. Gioca bene sto Monaco adesso. Falcao. Niente da fare. Ma c'è il Kumendone che di testa la può prendere. Bravo Kumendone. No, la prende Gillas. Recupera Stade Reims. Lombard. Ghisolfi. Primo gol della coppiata Falcao. Ancora Kumendone, ragazzi. Il Kumendone. No. Il Kumendone oggi sta veramente assist a raffica, ragazzi. Così ci alleniamo anche per le assist, anche se sono la prima punta. Ma è chiaro che Falcao, insomma, è più forte, quindi deve giocare lui prima punta in questo momento. Noi ci accontentiamo del ruolo di seconda punta. Però grande assist kumendiano. Però stiamo perdendo 2-1, ragazzi. Bandi. Kiss. Piacerebbe fare la prima doppietta in carriera, ragazzi, ma qua
mai fatta finora. 11 gol in 11 partite diverse. Vai portiere che è tua, ottimo. Abbiamo 5 minuti per portare a casa almeno un pareggio. Meritiamo ampiamente la vittoria, ma il calcio è anche questo, ragazzi. Bravo Falcao, mamma mia quanto me lo godo il Falco. Dai mezzo, madonna che lento. Depreville. Ghisolfi, perché? Un minuto alla fine, ragazzi, peccato, cominciare così non è il massimo. Bravissimi, questa è una bella azione. Dai Radamel, bravissimo Radamel, cosa si è inventato Radamel? E poi il Comendone spreca così. Non sono ancora a mio agio nei dribbling purtroppo. Vabbè, 2-1 per gli Stade Reims in casa, peccato. Bella bava avete avuto, ragazzi. Sì, 2-1 su un gol inesistente, poi su una punizione inesistente il secondo gol. Gillas entra in area Mandi. Ai, mamma mia. 2-1, brutta sconfitta in casa, vabbè. Migliore in campo Mandi. Veneziano 7 comunque, buona partita del Veneziano. La classifica un po' così per il momento, ma stiamo tranquilli. Il PSG cosa ha fatto? Il PSG, dov'è il PSG? Il PSG ha vinto. Allora ragazzi, impostazioni, aspetto. Allora, cambiamo, accessori. Scarpini non può. Ah, è vero, perché devo vincere. Cazzo, quest'anno me la... niente, allora. No, allora teniamo così anche per quest'anno, ragazzi. Ok, prossima partita. Monaco, Bastia, ragazzi, questa bisogna vincerla assolutamente. Ragazzi, la BBC ha comprato i diritti della Ligue 1 francese, quindi la Ligue 1 francese sulla BBC Sport, ragazzi. Vai. Veneziano e Falcao, dai ragazzi. Dobbiamo vincere oggi, dopo la brutta sconfitta contro lo Stade Reims. Vai. La BBC ha comprato i diritti per 2 anni della Ligue 1 francese. Già cagata al primo minuto, molto bene. Cioni. Dai ragazzi, dai. Ha ammonito il Comendone, ma dai, che ladri. Cioni. Choplin. Mamma mia ragazzi, non ci ho capito un cazzo di sta azione. Oh, è dura, anche col Monaco, fioi. Buttala via. Chopin, chi è? Chopin. Questo è Chopin, ragazzi. C'è Chopin in squadra. Vai. Dai, ci sono 2 bomber qua, cazzo. Passate dai bomber. Bravo Falcao. Vai, oh, punizione per il Monaco. Dai veloce subito. Ma passala. Calcio di punizione, Comendone. Mamma mia, esce il portiere. Ah, la butta in mezzo, ma non c'è nessuno. Dai ragazzi, dai, bravo Comendone, molto bene. Ancora Comendone numero, niente da fare però. Dai Radamel. Radamel. Non è neanche Radamel, è in formissima, ragazzi. Dai, questa la dobbiamo vincere assolutamente però. Bravo Comendone. Vai Comendone, non ci credo se la allunga. No, espulso. No. Che schifo. Non ci credo. Ma dov'è il fallo? Ma me la sono solo allungata. Ma dai, che ladri. Ragazzi, 2-0 per il Bastia. Vergogna, comunque non puoi buttare fuori un uomo così con 2 cartellini gialli in 10 minuti. Ragazzi, 2 sconfitte consecutive, partenza disastrosa.
Siamo già ultimi, ragazzi, che bello. Adesso c'è contro il Marsiglia, contro i campioni di Francia non gioco. Poi c'è l'Europa League, attenzione, Europa League. Vediamo il girone dell'Europa League. Dio santo. Allora, vediamo. Monaco, CSK, Mosca, Genk, Getafe. Ok, possiamo passare. Adesso anche la squalifica, che bello. E vaffanculo, ragazzi. Grandissima vittoria del Monaco a Marsiglia, 2-1. Boccata d'ossigeno, ragazzi, contro i campioni di Francia. Comunque intanto la Libertadores l'ha vinta il Sao Paulo e la Supercoppa Europea l'ha vinta il PSG. Ok. Adesso c'è il Celtic. Cioè, vabbè, amichevole, chi se ne frega. Cioè. Amichevoli, proprio non me le faccio, proprio me ne frega un cazzo a vedere amichevoli. Salta data. Andiamo contro il Toulouse. Monaco-Toulouse, ragazzi, questa dobbiamo vincere, no? Assolutamente, de più. Ok. Non mi interessa niente. Voglio solo battere il... Vai, ragazzi, questa deve essere la partita del riscatto. Monaco-Toulouse, dai, cacchio. Fa il calco Mendone, dai, dominiamo. Dobbiamo dominare. Dai ragazzi, Monaco-Toulouse. Vuole almeno 6 punti in 4 partite, cazzo. Subito cappellona, bravo. Dai che andiamo. Buttala in mezzo, bravo, vai Falco. Bravissimo per il Falco. Ah, peccato. Fallaccio, niente da fare. Non c'è niente da fare, il comandone non è protetto. Capo. Vai comandone. Akpro. Per Agemon. Per Mbangue. Ocho. Eccolo qua. 1-0 del Toulouse, evviva. Che bello. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Adesso pesanti critiche su France Football e il Parisien, là, che cazzo è il giornale francese, per il Monaco e per il Comendone. Non ci siamo proprio, ragazzi. 3 punti in 4 partite. Cioè, ho fatto meglio anche col Monaco, col Verona. Avevo 4 punti, disastro incredibile. Vai Comendone, rispondi alle critiche con un gollazzo. Mamma mia. Sentite i fischi dall'Uid, ragazzi, tantissimi fischi. Il Monaco in casa, 3 sconfitte in questo momento. Fuori casa una vittoria incredibile a Marsiglia, ma a sto punto, ragazzi, non deve giocare il Comendone, il Monaco vince. Dai, corri un po' però, Dio santo, mamma. Dido. Che schifo però, ragazzi. Vai Comendone. Bella questa, peccato. Siro. Un po' di pressing, ragazzi, per cortesia. Mamma, mi sta girando i coglioni. Capo. Il Comendone è incazzato nero, ma qua voglio spaccare le gambe a tutti. Vabbè, non è possibile che non tocchiamo palla, però dai. Oh, non tocchiamo palla, Mamma mia. Siro. Gol. Madonna santa. Mamma mia, oh che scandali che siamo. Dai, contropiede. Ok. E ancora cagata. E vai, dai che si gode. Banghe. Gol, no. Niente ragazzi, è andata sconfitta. Qua devo veramente riordinare le idee perché è un disastro.
Disastro comendiano. Che 1-0 di merda, mamma mia. Dai, Comendone, dai, mamma mia. Fallo, oh, niente, me le fischiano tutte, cioè, non viceversa. Vari mongoli, non ho parole, ragazzi. No, Falcao non mi rubare la palla, ma no, ma dai. Mamma mia, ragazzi, che prime 4 partite orrende. Dai, finita, ragazzi. Silenzio stampa per l'Olympique Marsiglia, Ranieri, sì, per l'Olympique Marsiglia, per il Monaco. Ranieri, è a rischio adesso. Ranierone è a rischio. 3 punti, sono già in fuga, il Paris Saint-Germain è già in fuga, e vai. Prossima partita Europa League, speriamo almeno in Europa League di fare qualcosa. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, sono in silenzio stampa. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.